La differenza tra il salario medio recepito dagli uomini e dalle donne, il cosiddetto gender pay gap, è in aumento, denuncia la segretaria della CGIL Veneto Tiziana Basso. Si stima infatti che ci sia una differenza del 30% tra lo stipendio medio di un uomo e di una donna a parità di ruolo. Dal palco del Teatro Comunale di Mirano, dove si è tenuta la conferenza Voce alle Donne, un'assemblea di discussione sulle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro, la segretaria regionale Basso sottolinea che a fronte di un aumento generale dell'occupazione femminile nella regione Veneto, stimata intorno al 62%, rimangono pesanti le differenze di retribuzione delle lavoratrici rispetto ai lavoratori. Infatti, secondo il quinto rapporto dell'occupazione in Veneto, che prende in considerazione quasi 4.000 aziende, negli anni 2020 e 2021 i dati dimostrano come per un ruolo dirigenziale agli uomini è riconosciuta una paga oraria lorda media di 80 euro, mentre per lo stesso ruolo le donne vengono pagate 53 euro. Ma a preoccupare di più è il dato per i ruoli non dirigenziali, dunque della maggior parte delle lavoratrici, che percepiscono 4 euro in meno all'ora rispetto agli uomini. Margherita Grigolato, coordinatrice CGIL Veneto per le politiche di genere, dice: la contrattazione collettiva impedirebbe le differenze di salario per legge, ma la realtà non è così. Tutti i nostri sforzi si concentreranno per colmare quel gap. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 2 febbraio 2024, la prima notizia del giorno riguarda la questione femminile, al centro di un convegno che si è tenuto ieri nel Teatro Comunale di Mirano, l'Assemblea delle Donne della CGIL, emergenza gender gap, donne pagate il 30% in meno, questo è il titolo sui quotidiani del gruppo NEM. La denuncia della CGIL, appunto del sindacato: nonostante l'occupazione, il 62%, sia superiore al dato nazionale, si tratta comunque di lavoro discriminato. Tutte le ospiti che sono intervenute hanno concordato su una cosa: il problema è soprattutto culturale. Infatti la CGIL porta esempi come le domande che vengono fatte al colloquio di lavoro, piuttosto che la tendenza a promuovere uomini nei ruoli dirigenziali, senza contare poi le difficoltà di rapporti con i colleghi per le lavoratrici in ambienti a prevalenza maschile come il settore dell'edilizia. Se poi quando interveniamo sulla natalità lo facciamo solo per le donne, senza parlare di genitorialità condivisa o di congedo parentale per i padri, possiamo capire come parte del problema siano proprio un approccio culturale sbagliato. Questa è la dichiarazione di Lara Ghiglione della segreteria nazionale della CGIL. Ed ora voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Una notizia flash che riguarda l'agricoltura. In Veneto vale 8 miliardi questo settore che resiste al climate change, secondo i dati presentati nell'articolo di Nicola Stievano. Primo bilancio 2023, il fatturato è salito del 2,4%, non così nel resto d'Italia invece. Penalizzati frumento e orzo, mentre soia e mais hanno recuperato. L'agricoltura, naturalmente, il mondo dell'agricoltura in questi giorni è al centro del dibattito sui mezzi di informazione in relazione alle proteste con i trattori in piazza nelle strade di tutta Italia e di tutta Europa. Ma noi voltiamo pagina, ci spostiamo sui quotidiani, o meglio sul Corriere del Veneto, che in primo piano affronta i nodi del lavoro. Decreto flussi, altri 4.000 posti, ma il click day non basta più. Dal 19 marzo le nuove domande di lavoratori stranieri, rischiamo di non averli in tempo, dicono però gli imprenditori. I settori interessati sono soprattutto turismo e agricoltura, resta la carenza di colf e badanti. Il click day previsto dal decreto flussi è una sorta di gara telematica che mette a disposizione un determinato numero di permessi di soggiorno riconosciuti ai soggetti, datori di lavoro o imprenditori, che per primi presentano richiesta nel giorno e nell'ora stabiliti. Lo sportello telematico serve per richiedere il permesso di lavoro per i cittadini extraeuropei e consente ai datori di lavoro di ottenere i permessi di soggiorno lavorativi per le persone extra UE che intendono assumere, e ai lavoratori autonomi invece di poter trasformare il proprio permesso di soggiorno in un permesso lavorativo. Il problema, dicono alcuni rappresentanti
degli imprenditori sono i tempi, non è tanto prepararli quanto farli arrivare. Si riferiscono naturalmente alle persone di origine straniera. Quei numeri sono una goccia, formiamoli nei loro paesi. Un altro commento. Insomma, siamo di fronte naturalmente ad una delle conseguenze del crollo, del calo demografico nella nostra regione, in Italia, un paese sempre più anziano, dove gli imprenditori cercano in tutti i modi di importare dall'estero quella merce che è la più preziosa, ovvero la forza lavoro. Ma noi voltiamo pagina ancora una volta, chiudiamo la rassegna stampa di oggi con le ultime due notizie flash. La prima sul Gazzettino di oggi: Sgarbi sbatte la porta, dico addio a Canova, escluso dalla fondazione, il critico lascia la guida del comitato per le celebrazioni, mi scuso per aver valorizzato il patrimonio della Gipsoteca e favorito contributi e restauro, dice provocatoriamente il sindaco di Possagno. Aveva anticipato la fine del mandato, nessuno nega il valore del suo lavoro, dice. Con la sua guida per il bicentenario erano arrivate decine di migliaia di euro, ora li cerchi un manager, dice Sgarbi, che sempre sulle pagine del Gazzettino parla di una bufera mediatica orchestrata da inetti e ignoranti. Mi aspettavo un grazie, non insulti. Due delatori mettono in discussione le mie mostre, restauri, conferenze come se fossero delitti. Ho svolto il mio lavoro con disciplina e onore a Possagno, mi sarei atteso di poter scegliere io se dimettermi, dice, in riferimento appunto alla Fondazione Canova, che l'ha invece rimosso dalla presidenza. Chiudiamo con una notizia che riguarda la politica veneta, la tentazione leghista, da soli alle comunali. Questo è il titolo sul Gazzettino. Nel partito cresce il numero di chi non vuole regalare municipi a Fratelli d'Italia e perdere territori. Sì, perché le elezioni comunali sono alle porte, assieme alle amministrative, assieme alle europee. Molti comuni andranno al voto in Veneto, un Veneto dove appunto tante amministrazioni locali hanno ancora i colori del Carroccio, ma dove adesso la maggioranza relativa all'interno del centrodestra ce l'ha nettamente. Questo risulta da tutti i sondaggi. Fratelli d'Italia. E allora la Lega ha paura di perdere tanti municipi, tanti comuni. La tesi quindi è meglio dividersi e contarsi sul più favorevole terreno amministrativo. Il prossimo 8 e 9 giugno al voto 309 comuni veneti, in alcuni si ragiona di un'alleanza con gli autonomisti di sinistra addirittura. Sullo sfondo anche i timori per le regionali del 2025, senza quarto mandato per Zaia e senza la sua forza trainante. Nel frattempo anche il centro-sinistra riflette sulle elezioni amministrative, candidati per il centro-sinistra, ma non mettete il simbolo del PD. Qui siamo nella provincia di Pordenone, molti aspiranti sindaci dell'area del centro-sinistra chiedono di avere un'immagine civica. Evaporata l'alleanza con i 5 Stelle, ridotti ai minimi termini, il PD friulano rischia di non essere presente ufficialmente, quindi con il suo simbolo, in molti comuni che andranno al voto. È il trionfo del civismo, naturalmente liste civiche orchestrate dai partiti e che diventano a questo punto un mero elemento cosmetico. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi un buon fine settimana. Questo podcast torna come sempre lunedì mattina.